Villamonti a Varago di Maserata, banda di ladri a volto coperto approfitta dell'assenza di custode e proprietari razziando beni e gioielli di valore, poi la fuga a bordo di un'auto bianca. E raffica di furti tentati e compiuti a San Cipriano di Roncade, dove i predoni hanno agito nell'arco di 2 ore nascondendosi tra campi e vigneti. A Santa Lucia di Piave la polizia blocca 2 ladri. L'aggressione a Carlo Bramezza e il clima incandescente in piazza Crispi a Treviso, nuova querela al 36enne già ai domiciliari e dall'avvocato Crea una proposta avviso sonoro nei braccialetti elettronici. Un vero e proprio esercito di lavoratori nei prossimi 4 anni lascerà il mondo del lavoro per andare in pensione. La preoccupazione delle imprese è quella di non riuscire a rimpiazzarli. Nuovo calo di iscritti nelle scuole dell'infanzia paritarie, 14.500 i bimbi che a settembre frequenteranno le materne della FISM, 400 in meno rispetto all'anno scorso. 2 ciclisti trevigiani hanno pedalato da Treviso a Roma nel nome e nel ricordo di Donè Di Savietto, missionario scomparso a fine 2023 in Brasile, e poi sono stati ricevuti in Vaticano. Una decina di gatti e gattini abbandonati nell'ultimo mese nel territorio di Nervesa, spesso in condizioni pericolose. Insorge la sindaca, gesto crudele e inaccettabile, segnalare subito i casi sospetti. Alpini al lavoro stamattina sulla sommità del Monte Tomba in preparazione del 66esimo pellegrinaggio della memoria che si terrà il 7 settembre e che Antena 3 seguirà in diretta. Buonasera, eccoci dunque in diretta col nostro telegiornale con in apertura il furto che si è verificato intorno alle 13 di oggi a Villamonti a Varago di Maserata, ladri che sarebbero entrati approfittando dell'assenza del custode e dei proprietari in quel momento, fuggendo poi con un bottino consistente a bordo di un'auto presumibilmente rubata. Furto in pieno giorno verso le 13 a Villamonti di Varago di Maserata. I malviventi, pare 3 o 4 persone a volto coperto, sono entrati rompendo la porta d'ingresso mentre il custode era momentaneamente assente. Con del tempo a disposizione sono quindi riusciti a mettere a soqquadro l'abitazione e avrebbero sottratto diversi beni e gioielli di grande valore, fuggendo poi a bordo di un'auto bianca che non si esclude sia rubata. I proprietari, avvisati, sarebbero poi rientrati solo nel pomeriggio e avrebbero già fatto una prima stima dei danni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Maserata, che avrebbero anche interrogato i residenti delle case vicine per avere maggiori informazioni sull'accaduto. I proprietari invece preferiscono non commentare, trincerandosi nel silenzio. Non è questo l'unico colpo delle ultime ore, raffica di furti tentati e messi a segno a San Cipriano di Roncade, predoni che hanno agito nell'arco di 2 ore nascondendosi tra campi e vigneti. In una casa di via Marconi la razzia, rubate anche le monete dal salvadanaio della figlioletta dei proprietari. Mostra il salvadanaio a unicorno rotto dai ladri, la figlioletta di Mirko Mazzon e Chiara Dalla Torre. La loro casa alle porte di San Cipriano a Roncade è finita nel mirino in una serata di vera e propria follia, con i predoni che si sono poi allontanati tra i campi, visitando altre abitazioni e tentando altri furti nell'arco di quasi 2 ore. L'allarme qui in via Marconi, vicino al campo sportivo, suona alle 21:16. La famiglia si trova a una sagra. Quando il cellulare ha cominciato a suonare 1, 2, 3, 4 volte mi sono allarmato e siamo scappati a casa a controllare. Quando abbiamo aperto la porta ci siamo accorti che c'era tutto il salotto sottosopra, hanno aperto qualsiasi cassetto. L'abitazione è sottosopra, nessuna stanza è stata risparmiata, fin da subito appare chiara la traiettoria usata anche per la fuga. Avevano sfondato questa rete e sono fuoriusciti dai campi e si vedono anche delle impronte sul campo di mio papà, sull'orto, dove si vede proprio l'ingresso e l'uscita con tutti i segni delle scarpe. Impronte che i ladri hanno lasciato pure sul condizionatore usato per raggiungere la finestra del bagno, sfondata a sua volta con un piede di porco. Da qui hanno fatto irruzione per asportare tutto quello che hanno potuto, l'orologio di Mirko, i gioielli della moglie e appunto il salvadanaio di una delle figlie. La cosa che tocca più dentro è il salvadanaio della bimba, con i pochi risparmi che aveva, che però è più una cosa un po', come posso dire, un po' morale, ecco. Nel momento in cui ho sistemato le bambine e sono arrivata a casa, trovarsi di fronte alle scene è stato
molto impattante, ecco, scioccante vorrei dire. Ma la visita in questa casa è stata la prima di una serie. I predoni hanno percorso tra i campi diverse centinaia di metri fino in via Longhin, dall'altra parte di San Cipriano, da capire se qualcuno li abbia aiutati caricando la refurtiva. Di certo hanno lasciato traccia del loro passaggio, reti di velte, cancelletti aperti, non solo. Abbiamo scoperto questa mattina che praticamente nel nostro ricovero attrezzi che abbiamo, diciamo, nel terreno sono spariti alcuni materiali, tra cui un flessibile, un falcino, magari delle varie attrezzature che magari possono servire per andare a fare tentativi di furto in altre abitazioni. Poco distante, verso le 23:20, sempre in via Longhin, i ladri sono stati pure avvistati da un uomo che stava andando a dormire. Ho sentito dei rumori e mi sono affacciato alla finestra del primo piano, ci racconta. Erano in 2 e vestiti di scuro, forse travisati. L'uomo ha gridato loro di andarsene e così è stato. Ancora una volta si sono dileguati tra i vigneti di San Cipriano, indagano i carabinieri. Se si riesce a prenderli o con dei controlli più accurati, ben venga, però penso che sia un po' dura perché sembra che la studiano bene. E dunque San Cipriano tra le località più battute dai ladri. Siamo blindati in casa, raccontano i residenti, ed è boom di vendite di schede SIM per i sistemi antifurto. Si è sempre in apprensione, sempre si ha paura quando si esce anche semplicemente a prendere il pane, che sono a 500 metri di distanza, bisogna chiudere tutto, attaccare l'allarme. Lei vive, possiamo dirlo, barricata in casa come tanti qua in zona. Certo sì, naturalmente anche di sera adesso con l'estate bisogna chiudere le finestre, bisogna chiudere i balconi perché non si sa mai. È una zona battuta spesso dai ladri, quella di San Cipriano, fatta di tante vie di fuga e strade tra i campi. La stessa signora Fiorella ha subito una razzia in casa 5 anni fa, da allora si è dotata di telecamere, sorveglianza privata, fari, così hanno fatto anche i vicini di casa, una sorta di strategia antiladri. Una strategia sì, che magari alla sera quando all'imbrunire si accendono i fari, prima uno dopo l'altro e continuano fino alla mattina, a modo che se dovesse passare qualcuno oppure non so scatta l'allarme dalle telecamere, vedi se c'è qualcuno, ecco tutto qua. Insomma, i cittadini sono corsi ai ripari anche se il tema di fondo rimane. Bisogna punirli queste persone, no che li prendono e dopo un paio d'ore sono fuori di nuovo. A San Cipriano vive anche Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che ben conosce il fenomeno in paese e che da titolare di un negozio di elettronica porta un trend recentissimo. Nell'ultima settimana sono andate letteralmente esaurite le schede SIM per i sistemi antifurto. C'è stato un boom questa settimana che ne facevamo 7, 8, 9 al giorno, che non è nella norma, ne fai 1, 2 nell'arco della giornata, ma insomma una cosa normale. E siamo accorti proprio che era finita e dicevamo ma come mai sta andando così in esaurimento, e poi dopo che abbiamo sentito la situazione di furti l'abbiamo capito e abbiamo associato 1+1, la gente ha cominciato a avere paura e installare antifurti come se non ci fossero domani. Chi vuole l'allarme lo vuole nell'arco di una settimana montato, per dire, perché poi c'è l'ansia da paura dei ladri, quindi è una brutta situazione secondo me vedere l'ansia delle persone. E in queste ore sono però finiti in manette anche 2 ladri, accaduto nella notte a Santa Lucia di Piave. Determinante è stata ancora una volta la segnalazione di un cittadino e poi l'intervento dei poliziotti del commissariato di Conegliano. Sorpresi a svaligiare un'abitazione, inseguiti e bloccati dai poliziotti del commissariato di Conegliano intervenuti sul posto grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino. 2 pregiudicati italiani di 61 e 67 anni sono stati arrestati in nottata in via De Amicis a Santa Lucia di Piave. I movimenti sospetti hanno fatto allarmare i residenti che hanno chiamato il 113. Uno dei 2 ladri faceva da palo in strada ed è stato il primo a essere individuato e inseguito. L'uomo ha scavalcato alcune recinzioni, infine è stato bloccato in un giardino. Con sé un borsone con all'interno flessibili, piedi di porco e avvitatori elettrici. Anche il complice uscito dall'abitazione ha tentato di divincolarsi dalla gente che ha cercato di bloccarlo, ma è finito a sua volta in manette. Entrambi indossavano abiti scuri, guanti e uno scaldacollo per coprirsi il viso. In casa, durante l'assenza dei proprietari, si erano introdotti forzando un accesso secondario e avevano messo a soqquadro tutte le stanze a caccia di soldi e gioielli. Refurtiva parzialmente recuperata, indagini sono in corso
Stato per appurare se i due, con alle spalle precedenti per furto e rapina a mano armata, abbiano compiuto altri colpi. Processati per direttissima, i due ladri sono stati posti agli arresti domiciliari. Torniamo a Treviso adesso, all'aggressione a Carlo Bramezza, il clima incandescente in piazza Crispi, nuova querela nei confronti del 36enne già finito ai domiciliari, e dall'avvocato Fabio Crea parte una proposta: inserire nei braccialetti elettronici un avviso sonoro così da renderli più efficaci. Ci sono stati dei nuovi episodi a partire da giugno fino a qualche giorno fa, e quindi i titolari hanno ritenuto ovviamente di dover procedere ulteriormente dopo la condanna di gennaio. Si aggiunge un ulteriore tassello al clima di follia registrato in piazza Crispi e culminato con l'aggressione mercoledì 20 agosto al direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, da parte di un 36enne trevigiano ormai fuori controllo. Nelle scorse ore, infatti, una nuova querela è stata presentata nei suoi confronti dai titolari del locale, che già lo avevano denunciato in passato per stalking, reato per il quale è stato condannato a inizio anno in tribunale a Treviso con tanto di divieto di avvicinamento. All'uomo era stato applicato in precedenza anche il braccialetto elettronico, misure che evidentemente non sono bastate. Il 36enne pregiudicato è tornato più volte a colpire nel corso dell'estate, fino al coinvolgimento di Bramezza, sul quale si continua a indagare. Di certo il manager della sanità si trovava a pochi passi dal locale e dentro il raggio dei 500 metri interdetti. Se dello stalking si sono sempre occupati i carabinieri, dell'aggressione a Bramezza la polizia. Quanto al braccialetto elettronico, non è ancora chiaro se abbia funzionato o no la sera dell'aggressione, se il pestaggio si poteva quindi evitare. Il 36enne adesso è ai domiciliari non tanto per l'aggressione di per sé, quanto per aver violato la misura cautelare dell'avvicinamento al locale. Da Fabio Crea, avvocato dei gestori ormai esasperati, una proposta operativa. A mio giudizio, inserire un allarme acustico nel braccialetto quando c'è questa violazione potrebbe essere un elemento di deterrenza ulteriore nei confronti del soggetto che lo porta. È una proposta che mi è venuta in mente così. Deve essere, credo, valutata anche sotto il profilo della privacy, ovviamente, però credo che su questa strada ci possano essere delle soluzioni tecnologiche che possano aiutare a evitare gli avvicinamenti. Lasciamo per ora la cronaca, andiamo all'economia e ai dati dell'ultima indagine della CGA di Mestre, che dicono che un vero e proprio esercito di lavoratori nei prossimi 4 anni lascerà l'impiego per andare in pensione. La preoccupazione delle imprese, soprattutto del settore privato, è quella di non riuscire a rimpiazzare il personale ad alta professionalità. Oltre 3 milioni di lavoratori è un vero e proprio esodo, quello che secondo le stime della CGA di Mestre vedrà nei prossimi 4 anni andare in pensione circa il 12,5% dei lavoratori sul totale nazionale. Una fuga da fabbriche e uffici che colpirà di più le regioni che hanno una popolazione lavorativa più numerosa ed in età più avanzata. Nel settore privato il Veneto si piazza al terzo posto dopo Lombardia e Lazio e vedrà 291.200 lavoratori passare dall'attività alla quiescenza da qui al 2029, con conseguenze sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il nostro territorio. Ben lo sanno gli imprenditori che già oggi faticano a trovare dipendenti qualificati. Gli imprenditori veneti, non trovandoli facilmente sul mercato, si troveranno costretti a corteggiare i più bravi che sono alle dipendenze delle aziende concorrenti. Secondo la CGA scatterà una guerra a colpi di benefit, aumenti salariali, incentivi vari per non farsi scippare i dipendenti dalla concorrenza. Questo scenario, già presente ora, rischia di scatenare su larga scala forme di pressione reciproca, in cui i titolari d'azienda a corto di maestranze e i lavoratori più richiesti cercheranno un accordo per ottenere entrambi il massimo vantaggio, talvolta con modalità poco corrette a scapito di quegli imprenditori che si vedranno scippare i collaboratori più importanti. Si sono celebrati questa mattina nella chiesa arcipretale di Caerano San Marco i funerali di Piero Faccina, ex sindaco del paese, storico esponente della DC trevigiana, presenti tanti volti della politica anni '80 che hanno voluto salutare quello che è stato un esempio per tutti. Per tutti noi eri l'uomo della cultura a tutto tondo, con una visione globale della società
mirata al servizio sociale della politica. Hanno salutato così i compagni di un'intera generazione politica trevigiana Piero Faccin nel giorno dei funerali nella chiesa arcipretale di Caerano di San Marco. Il gonfalone del comune, la fascia tricolore sul feretro sono solo alcuni segni di una comunità riconoscente verso l'amministratore pubblico, il politico, ma soprattutto l'uomo Pietro Faccin. L'ultimo viaggio passando davanti a quel municipio che ha fortemente voluto da sindaco. Impegnato fin da giovane nella difesa dei posti di lavoro alla Sanremo, hai saputo gestire nei difficili anni 70 e 80 il cambio imprenditoriale di Caerano con il determinante contributo dell'onorevole Francesco Fabbri. Il ricordo di una stagione democristiana ancora oggi lezione per gli amministratori locali. Sei stato il segretario particolare del sottosegretario all'interno Marino Corder, sapendo collaborare con il territorio e con noi amministratori locali. Ad ascoltare Agostino Coppe, ex sindaco di Segusino, accanto a tanti cittadini che hanno conosciuto Pietro Faccin, i volti della democrazia cristiana trevigiana di allora: Mario Frasson, Fiorenzo Silvestri, Giuseppe Fava, Franco Conte, Gianna Gazzignato, Ivano Sartor, solo per citare alcuni nomi, ma anche sindaci come Claudia Benedos di Maser. Ma è nella riflessione di Francesca Altin, sindaco di Caerano, che si percepisce come l'azione politica di Piero sia ad esempio per una nuova generazione di amministratori locali. Non ho avuto il piacere di conoscere il professor Faccin di persona e in questi giorni ho potuto raccogliere i ricordi e i pensieri di chi o ci ha fatto un pezzettino di strada o ci ha fatto tutta la vita. C'era un filo conduttore che io ho percepito ed era quello degli altri, del bene comune, del guardare sempre che il fine delle sue azioni fosse il sociale, fosse il bene per gli altri. Anche Don Paolo Marconato ha sottolineato come la vita di Piero sia stata piena perché rivolta verso gli altri e per questo ha concluso citando San Paolo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora andiamo ai dati invece delle scuole materne cattoliche. Gli effetti del cosiddetto inverno demografico si fanno sentire anche quest'anno sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia paritarie negli istituti della FISM, che nella Marca accoglieranno complessivamente 14.500 bambini. Ci sono 400 iscrizioni in meno rispetto all'anno scorso. Complessivamente la rete delle nostre scuole e nidi accoglierà nel prossimo anno scolastico circa 14.500 bambini con un personale docente di 900 e passa come docente. Poi c'è il personale ausiliario amministrativo ed il gruppo di oltre 950 volontari. La squadra delle scuole paritarie della provincia di Treviso è pronta a partire per il prossimo anno scolastico ed anche quest'anno gli effetti del calo demografico si fanno sentire sulle iscrizioni. Per la scuola dell'infanzia che accoglie i bambini da 3 a 6 anni c'è una diminuzione del 3-4%, che significa circa 400 bambini in meno. Anche al nido, nonostante ci sia molta richiesta e una lista d'attesa di 300 bambini, rispetto al passato le richieste stanno calando. Complessivamente i piccoli accolti saranno più di 1.600. In crescita le domande per le sezioni primavera per i bimbi dai 2 ai 3 anni che accoglieranno altri 1.100 bambini. Fotografia di una società che sta cambiando. Anche i paesi di provenienza delle famiglie dei bambini, circa il 24% di origine straniera, con cultura, tradizioni e religione diversa. Proprio per fornire alle docenti, educatrici ed insegnanti gli strumenti migliori, FISM Treviso sta avviando un piano formativo sul dialogo interreligioso e l'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo tenere insieme i due aspetti. La parità, la scuola paritaria con la scuola di ispirazione cristiana, e nei nostri territori questo bisogno si è manifestato anche in modo, se vogliamo dire, un po' così, ha occupato un po' i media, diciamo così, qualche mese fa, e proprio da lì nasce l'esigenza di dare a insegnanti che vogliono affrontare questa sfida le corrette risorse per farlo nel modo migliore possibile. L'obiettivo è formare gli insegnanti, ma anche i bambini che rappresentano la comunità del futuro. Il tema è: partiamo prima per fare in modo che davvero questi bambini abbiano gli strumenti fin da piccoli per un rispetto reciproco, un dialogo costruttivo e costruire insieme delle comunità coese.
A Treviso il momento di preghiera per la pace proposto dal Papa è stato vissuto all'interno del tradizionale incontro estivo dei missionari. Ieri pomeriggio in cattedrale insieme a Monsignor Tomasi c'erano anche il vescovo di Pala in Chad e il vescovo di una parrocchia in Brasile. Una preghiera per la pace è quella che si è elevata a Treviso trasformando il tradizionale incontro estivo con i missionari originari della diocesi in un momento di preghiera e di riflessione sulla pace che si è inserito nella giornata speciale, quella del 22 agosto, voluta da Papa Leone XIV. Ad una prima parte in seminario è seguito nella cattedrale il pellegrinaggio giubilare al quale si sono uniti anche alcuni fedeli che hanno accolto l'invito del pontefice e del vescovo di Treviso. Monsignor Tomasi ha ricordato, citando Isaia, come le caratteristiche del giubileo sono la vendetta del Signore che risponde al male con il bene, con la cura alla distruzione, con la libertà all'oppressione. Per ora il Papa ci ha veramente invitato a sacrificare qualcosa di noi stessi, e questo è il senso del digiuno, e di pregare, di continuare a pregare per la pace. E come ha detto di recente anche il Cardinale Pizzaballa da Gerusalemme, questa preghiera non è tanto che succeda qualche cosa che cambia tutto, ma che cambiamo noi, che cambia il nostro cuore, che cambiano i nostri atteggiamenti, e che così possiamo chiedere anche la forza per chi è nei luoghi martoriati dalla guerra di continuare a volersi bene, a costruire perdono e misericordia, e nei potenti che vengano toccati nel loro cuore, nelle loro menti, che seguano vie che non siano quelle solo della violenza e della vendetta. La giornata si è conclusa in seminario con intermezzi musicali e le riflessioni dei due vescovi presenti provenienti dalla diocesi di Pala in Chad e dalla prelatura apostolica di São Félix do Araguaia nel Mato Grosso in Brasile. Leonardo Moretto e Alessandro Bressana hanno pedalato da Treviso a Roma nel nome e nel ricordo di Don Edi Savietto, missionario scomparso a fine 2023 in Brasile, e poi sono stati ricevuti in Vaticano. Abbiamo deciso di fare questo viaggio in ricordo di Don Edi Savietto e nel suo puro spirito sportivo e soprattutto in nome dell'amicizia. E abbiamo deciso di andare a trovare un suo amico che oggi è il parroco di San Pietro, che è Fra Agnello da Stoia, e con noi abbiamo portato dei doni, delle cose che appartenevano a Don Edi. Abbiamo portato con noi il suo ricordo con lo spirito che sorride alle meraviglie del mondo. 650 chilometri in mezzo alla natura, attraverso gli Appennini, lungo la via Francigena, pedalando da Treviso a Roma nel nome e nel ricordo di Don Edi Savietto, missionario deceduto in Brasile a fine 2023 e indelebile nella memoria dei tanti che lo hanno conosciuto, come Leonardo Moretto e Alessandro Bressan, accolti come fratelli in Vaticano dal parroco di San Pietro, Fra Agnello Stoia. Aver potuto passare del tempo con Fra Agnello e pregare con lui è stato veramente molto, molto prezioso, intenso, e siamo stati avvolti da una pace e da una gioia incredibile, e mi sento di dire la frase che è l'emblema di Don Edi, cioè che è proprio vero che ciò che è amato vive per sempre. Al parroco romano sono state portate le croci che Don Edi usava come simboli dell'amicizia, in particolare la croce che era nella canonica di Olmi e quella che prese nel primo viaggio in Terra Santa, oltre all'icona copta dell'amicizia, simbolo della comunità di Tesè. Per chi lo ha conosciuto è stato un grande riferimento per i giovani e per noi adulti, una persona di grande forza, di grande pragmaticità e di grande esempio. Anche Fra Agnello ha conosciuto Don Savietto e ai ciclisti trevigiani ha donato una bottiglia molto particolare. Ve la consiglio perché me l'aveva regalata Elli, che dovevamo berla insieme. Ecco, con lui poi la berrò nel regno dei cieli. Intanto però sono contento di condividerla con voi, e praticamente nel vino c'è la verità, nel vino c'è l'amicizia, c'è la gioia, no? del regno. E nel nome dell'amicizia con Eddy, da questo luogo santo, ecco, rigiungo a tutti la mia benedizione. Grazie e un abbraccio a tutti.
Voltiamo pagina. Una decina di gatti e gattini sono stati abbandonati nelle ultime settimane in varie zone del comune di Nervesa della Battaglia. Eccone un esempio, spesso in condizioni di estrema vulnerabilità. Un gesto crudele e inaccettabile, dice la sindaca, che si ripete con inquietante frequenza e che impegna i volontari dell'ENPA a prendersene cura. Proprio la sindaca Mara Fontebasso condanna duramente questi gesti. L'abbandono di un animale non solo è contro la legge, ricorda, ma rappresenta un'offesa alla convivenza civile e al rispetto dell'ambiente. L'appello del comune ai cittadini: segnalare subito casi sospetti e ricordare che gli animali non sono un peso ma una responsabilità. Alpini al lavoro questa mattina sulla sommità del Monte Tomba in preparazione del 66esimo pellegrinaggio della memoria che si terrà il 7 di settembre e che la nostra emittente Antenna 3 seguirà in diretta. Dobbiamo fare memoria, perché se guardiamo cosa sta succedendo a qualche migliaio di chilometri da qui, dobbiamo farla mostrando quelli che sono i segni ancora visibili di quello che abbiamo vissuto qui un secolo fa. E questi reperti di morte, queste trincee, sono la prova tangibile della guerra sui nostri territori. Testimonianze mute ma vivissime, grazie all'impegno degli alpini, che anche qui sul Monte Tomba, dopo averle riscoperte, le custodiscono costantemente. Perché del resto è il compito principale dell'Associazione Nazionale Alpini, fare memoria perché non accada più quello che hanno vissuto i nostri padri fondatori. Ricordare i conflitti, ma anche forse soprattutto l'armonia tra i popoli, nata dalla ragione e non dalla forza. Ed è per questo che sul Tomba, oltre alla memoria, ogni anno la prima domenica di settembre tutti i popoli che qui si sono combattuti si riabbracciano in un pellegrinaggio su quella che è stata una delle linee del fronte più sanguinose dopo la rotta di Caporetto. Qui hanno combattuto italiani, austriaci, francesi, tedeschi, inglesi, ungheresi, fino agli americani, che insieme il 7 settembre isseranno le loro bandiere in un unico appello per la pace. Se saliamo qui troviamo sempre qualcosa che ci indica un momento del passato e ci spiega perché siamo diventati quello che siamo. Adesso li rendiamo disponibili soprattutto alle giovani generazioni, perché è giusto così. Ecco allora l'impegno degli alpini con i campi scuola, che saranno presenti sia al pellegrinaggio del Monte Tomba che l'ultimo giorno di agosto al Bosco delle Penne Mozze di Cison, dove il presidente Rucolo terrà il discorso ufficiale. È un privilegio e una responsabilità nel contempo. Si tratta di rappresentare un altro spaccato dell'alpinità. È un momento particolare, intimo, e sarà un grande momento lo stesso. Per ribadire ancora una volta il nostro no a tutte le guerre. Ed è un segno di armonia tra i popoli anche la 36esima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore, organizzata dal gruppo folcloristico trevigiano. Stasera lo spettacolo con gli ospiti canadesi, lettoni e panamensi è stato spostato alla palestra delle Acquette a causa previsioni meteo avverse. Le danze e i canti popolari come sinonimo non solo di tradizioni da non abbandonare, ma anche di cultura da tramandare e di scambi di civiltà che favoriscono l'accoglienza e la pace. Da 36 anni il gruppo folcloristico trevigiano si fa promotore di una manifestazione che incarna i valori di un tempo passato e promuove un dialogo mondiale di conoscenza. Quest'anno gli ospiti vengono da Canada, Lettonia e Panama e sono pronti a far ascoltare le loro musiche sabato nella palestra delle Acquette e domenica al Museo Etnografico Case Piavone. Vogliamo fare uno scambio di valori, di amicizie, di cultura, ecco, ci valorizza tantissimo e vogliamo proprio fare un regalo alla città. La presentazione sotto la loggia ha ricordato anche i mestieri di un tempo, quelli che i nostri nonni ancora raccontano con nostalgia e che vanno preservati a tutti i costi dalla modernità. Ecco l'impaia careghe, il venditore di bovoi, di pericotti e di frutta secca, tutti in giro per la città a raccontare storie e far felici grandi e piccini. Ma il vero messaggio resta quello di unire culture contro tutte le divisioni attuali. Si sa che con questi incontri noi vogliamo lanciare proprio messaggi di pace, perché in questo momento ne abbiamo bisogno. È proprio il ritrovarsi culture diverse, vogliamo proprio dare sto segno forte della pace. E ora apriamo la pagina del Bellunese.
E ripartiamo dalla cronaca. Droga e soldi in contanti nascosti in auto e in casa. La polizia ha arrestato un giovane lavoratore stagionale a Cortina, accusato di essere al centro di un giro di spaccio tra l'Alto Cadore e Lampezzo. Indagini delicate per ricostruire la rete dei clienti e dei canali di rifornimento. Fermato per un normale controllo lungo la statale 51, ma nel bagagliaio e poi in casa aveva cocaina, hashish e denaro in contanti. È finita così la corsa di un 28enne italiano, lavoratore stagionale, arrestato dagli agenti della volante del commissariato di Cortina. Gli operatori, insospettiti del comportamento agitato del giovane, hanno deciso di andare a fondo. 9 dosi di cocaina già pronte, 690 euro e 3 cellulari nascosti nell'auto. Da lì la perquisizione è proseguita fino all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. Un sequestro importante che conferma l'attenzione investigativa sulla piazza dello Spaccio, tra l'Alto Cadore e Lampezzo, un territorio delicato e sotto osservazione da mesi. Lo scorso luglio un altro lavoratore stagionale, un 30enne italiano di origine venezuelana, venne arrestato alla fermata dell'autobus in centro a Cortina. Nella perquisizione personale e domiciliare saltarono fuori 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio, mezzo chilo della medesima sostanza, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto eseguito martedì scorso, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività di indagine della polizia prosegue e si concentra sui contatti del giovane e sui suoi canali di rifornimento. Visita alla Valle del Vanoi per il candidato presidente alla regione per il centro-sinistra Giovanni Manildo, accompagnato dai segretari Dem di Belluno e Trento e Belluno e dal sindaco di Lamon Macagnan. La delegazione ha ribadito la contrarietà alla diga proposta dal consorzio Brenta, ritenuta inutile e dannosa. La battaglia offre lo spunto per una più ampia riflessione sulle politiche per il clima. La Valle del Vanoi diventa simbolo delle sfide ambientali del territorio. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per la coalizione di centro-sinistra, ha visitato l'area dove il consorzio Brenta vorrebbe realizzare una diga per accumulare acqua e prevenire la siccità. È un progetto che non si deve fare, le alternative ci sono, la zona è assolutamente fragile, ha un rischio idrogeologico altissimo, il piano urbanistico della provincia di Trento lo classifica P4 ed è assolutamente una zona dove non è opportuno costruire una diga di queste dimensioni. Accanto a Manildo e segretari del Partito Democratico di Belluno e di Trento, il sindaco di Lamon Macagnan, tutti compatti nel ribadire un no deciso all'opera giudicata inutile, dannosa e soprattutto pericolosa per le persone e il territorio. Con tutta la nostra filiera politica abbiamo il sindaco, c'è il candidato presidente di regione e tutto il centro-sinistra a livello regionale si schiera compattamente contro questo progetto della diga e a favore delle alternative. Abbiamo fatto la chiarezza, il nostro obiettivo, il nostro punto di riferimento in questi 2 anni, in particolar modo su questo progetto, e speriamo che questo serva anche a chiarire le ambiguità del centrodestra, che si dice contrario a Belluno e favorevole a Venezia. La montagna è un territorio che merita rispetto e il Partito Democratico, sia per parte trentina che per parte bellunese e veneta, ha sempre sostenuto questo concetto e continueremo a portarlo avanti. Siamo qua anche per chiedere di nuovo alle popolazioni della pianura veneta il loro sostegno, perché anche per loro questo progetto è pericoloso. La Valle del Vanoi non può essere stravolta, serve puntare sulla tutela dell'ambiente e su una gestione più sostenibile delle risorse idriche, ha detto Giovanni Manildo, esprimendo una posizione che si intreccia con l'appello lanciato dal candidato presidente di regione dopo l'ultima ondata di maltempo. Non servono polemiche, serve lucidità, nota Manildo, spiegando che il cambiamento climatico non è più un rischio futuro ma una realtà che colpisce oggi ed è il momento di cambiare rotta con politiche regionali di qualità, investimenti seri in opere idrauliche, una gestione coerente del territorio e non soluzioni tampone o scelte incoerenti come nuove colate di cemento. Il centro-sinistra guarda perciò una strategia di lungo periodo per affrontare la crisi climatica e idrica che fra Belluno e Trento non può essere scaricata su persone e territori. Da parte nostra c'è quindi una ferma contrarietà a questo progetto, un progetto che va a intaccare un'area assolutamente fragile senza gli opportuni approfondimenti.
Salvato da un poliziotto libero dal servizio nell'area delle Cinque Torri a Cortina, una coincidenza fortuita che ha evitato il peggio. Un escursionista colto da malore soccorso da un poliziotto in servizio alla questura di Rovigo a una quota di circa 2200 metri. L'agente, esperto alpinista, ha effettuato tutte le manovre di primo soccorso sul giovane in attesa che giungesse l'elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore. Dopo le cure dei sanitari, il ragazzo è stato issato col verricello e trasportato al San Martino di Belluno per le cure del caso. Finanziata la prima parte dei lavori della nuova area sportiva a Pradenic di Cesio Maggiore, 1,5 milioni di euro per un'opera che si annuncia pronta entro il 2026. Un'opera indispensabile per tutta la Valbelluna che dà seguito alle richieste arrivate dal territorio e dalle società sportive Unione Sportiva Cesio e Unione Ciclistica Foen. Entro il 2026 sarà pronta l'area sportiva di Pradenic a Cesio Maggiore grazie al contributo di 1,5 milioni di euro concesso dal Fondo Comuni Confinanti che metterà in sicurezza l'attività sportiva dei più piccoli. Riusciamo perciò con questo finanziamento a realizzare una pista che sarà asfaltata a norma e omologata dall'UCI nazionale per far sì che i bambini fino ai 12 anni di età possano fare allenamento e le gare di carattere nazionale su questo circuito. Il progetto prevede la realizzazione perciò di una pista polivalente di 1 chilometro, una pista per mountain bike, un campo da padel e un campo da tennis, oltre alla sistemazione di parcheggi, spogliatoi e alla realizzazione di un biolago. Vorremmo riuscire a realizzare l'opera nella seconda metà del 2026. Sappiamo benissimo che le procedure per le gare d'appalto e per l'espletamento di tutta la parte burocratica richiede comunque mesi, dobbiamo quindi partire immediatamente. Una grande soddisfazione essere qui a Pradenic, comune di Cesio Maggiore, e dire che iniziamo un percorso e diamo una pista di allenamento ai ragazzi piccoli ragazzi che vogliono iniziare il grande sport della bicicletta. Il Fondo Comuni di Confine guarda così anche allo sviluppo turistico della Valbelluna attraverso lo sport, visto come polo di attrazione verso l'esterno. Qua vicino c'è Orsera, per chi vuole andare in montagna, che vuole andare a scalare le vette, per chi vuole vedere il parco. Qua c'è nella media collina tutto il possibile per divertirsi in una giornata. Con quest'ultimo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, tra poco le previsioni del tempo, a voi tutti una buona serata e una buona domenica, arrivederci.